Oh, ed eccoci qua. C'è qualcuno? Ah, mi sono dimenticato di dare un titolo a questa diretta, ma sarà, ciao Mattia, sarà una diretta rapida. C'è stata questa riunione, è stata una riunione molto interessante, una riunione politica nella quale si sono confrontate delle posizioni. Io, come facilmente capite, in mezzo a tutti questi primi ministro, ministri, capi politici, sono stato più che altro ad ascoltare rispettosamente, ma ho anche a un certo punto chiesto la parola e penso di potervi dire almeno quello che ho detto io. Senza dirvi quello che hanno detto gli altri, perché probabilmente non sarebbe corretto, anche se non era una seduta, diciamo, con le regole, diciamo, Chatham House, una seduta politica, ci si scambiano opinioni politiche che poi possono tranquillamente essere riportate e sono state riportate ai giornalisti da chi aveva il titolo a farlo, cioè dai capi politici dei quattro in realtà partiti che erano lì, perché c'era anche l'onorevole Lupi e quindi c'era un altro pezzo, diciamo, del centrodestra. La cosa più importante la sapete, cioè che il decreto di marzo dovrà essere diciamo, emendato a invarianza di spesa, vale a dire che i 25 miliardi sono stati spesi tutti, in realtà no, perché poi il ministro Gualtieri ha detto una cosa che tutti avevano capito, cioè che essendo arrivati tardi al rinvio delle scadenze fiscali, molti gli F24 li avevano pagati e quindi ci sono ovviamente delle risorse in più rispetto a quello che la saggia ragioneria aveva pensato che fosse il massimo teorico di gettito cui lo Stato rinunciava. Poi in pratica non ci ha rinunciato perché avendo avvertito tardi i contribuenti, molti hanno pagato. Faccio anche notare a beneficio, diciamo così, della prossima volta che forse non pagare conviene, nel senso che alla fine poi se invece il rinvio non arriva fai un ravvedimento operoso e con un tasso di interesse piuttosto basso ti metti in regola, però insomma questi sono dettagli. Veniamo alla ciccia di quello che ho detto, ma voglio condividerlo con voi, ma mica per altro. Pro veritate e anche per non dimenticarmelo, anche se naturalmente avevo il mio tablet, questo, su cui annotavo religiosamente tutto, insomma. Se non me li perdo o non me li bruciano, diciamo, un giorno sarà divertente di leggerli. Ma il mio intervento è venuto a valle di diversi giri di tavolo, nel corso dei quali i nostri leader, il mio e quello degli altri, cioè quelli degli altri, cioè Giorgia Meloni, Tajani e Lupi, avevano sollevato, diciamo, con cortese incisività una serie di temi, a partire da quello che ho sollevato oggi su Twitter, cioè il tema di questo procedere per DPCM, incidendo su temi molto rilevanti come le libertà individuali, ed è un tema che, come chi mi segue su Twitter probabilmente sa, non suscita da oggi più solo la perplessità dei cittadini. C'è anche un costituzionalista, suppongo giovane e suppongo non interessato alla carriera, oppure vecchio e quindi non interessato alla carriera, che se ne è occupato sulla rivista Federalismi, stigmatizzando un po' questo modus operandi, e questo modus operandi è stato stigmatizzato da alcuni dei presenti, ma adesso non voglio entrare nei dettagli. Alla fine di tutti questi ampi giri, in cui è stato anche sollevato il tema del MES,
Noi abbiamo avuto dal governo l'assicurazione che non è suo intendimento portarsi la troika in casa e che quindi non è suo intendimento farsi prestare soldi dal MES alle condizioni attuali, cioè nel MES regolato dal trattato attuale. Eventualmente potrebbe farsi riprestare da un MES che non c'è, da un MES onirico, da un MES di fantasia, da un MES tutto da costruire, che dovrebbe avere le ovvie caratteristiche di prestarti dei soldi mantenendo lo stato di un qualsiasi altro creditore. Vabbè, auguri, ma se va tutto così bene, a me sono sorte immediatamente alcune domande. Anche perché, prima perché le domande che io ho fatto abbiano un senso, devo dirvi altre cose che sono già di dominio pubblico, perché tutto quello che sto dicendo a voi sono cose che sono delle agenzie, quindi mi dispiace, non saranno contenti, diciamo, quelli educati anche da un certo giornalismo ad avere, diciamo, la volontà del retroscena, del voyeurismo, di guardare dal buco della serratura. Per questo rivolgetevi ai professionisti su Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, insomma non voglio dimenticare nessuno, non voglio offendere nessuno. Sulla grande stampa, diciamo, tutto questo voyeurismo potrebbe soddisfarlo. Ovviamente vi dicono balle perché le informazioni non le hanno, ma il bello delle informazioni è che chi ce le ha non le dà e chi non ce le ha le dà. Funziona un po' così, è un mercato strano, ci dovete abituare. Un'altra cosa che era stata detta era che nel decreto di marzo non ci sarebbero state risorse, ma in quello di aprile sì. Sarebbero state mobilitate ampie risorse. Allora io, che mi conoscete, o anche no, ma insomma, magari imparate a conoscermi. Ho preso la parola dopo un ennesimo intervento del ministro Gualtieri. Prima era intervenuto anche il ministro Speranza, che ci ha dato, è stato cortesissimo, ricco di dati, ricco di informazioni. Insomma, è stato un incontro comunque che ha testimoniato a modo suo una buona volontà del governo. Sono intervenuto dicendo, ringraziando il presidente Conte che mi dava la parola e che non vedevo da un sacco di tempo, e ho detto che secondo me c'erano 3 problemi. Un problema di comunicazione, un problema di metodo e poi naturalmente un problema di merito, cioè di sostanza delle cose. Problema di comunicazione. Io gli ho detto proprio da italiano, io vi chiedo da italiano, ma perché continuate a farvi del male così con la comunicazione? Cioè, il ministro Gualtieri era intervenuto dicendoci che i 160 o quello che era miliardi della Germania in realtà andavano considerati in un certo modo, per cui forse non erano neanche così tanti, eccetera, eccetera. Va bene, ma quando vi ricordate la Germania annunciò una manovra da 550 miliardi, è vero che quei 550 miliardi in parte non erano soldi pubblici freschi, non era indebitamento netto dello Stato, ma erano garanzie che mobilitavano prestiti del sistema bancario tedesco. E quindi non erano direttamente comparabili ai 25 dei quali si parlava per l'Italia, che invece hanno rappresentato un incremento dell'indebitamento netto dello Stato e quindi di riflesso un incremento dell'accreditamento netto del settore privato, cioè soldi freschi messi dallo Stato nell'economia. Allora io ho detto, ma scusate, ma se poi voi, quando presentate la vostra manovra, ci dite che con le garanzie del Fondo Centrale di Garanzia di CDP mobilitate 340 miliardi, comunicate quel numero. Perché avete comunicato 340 quando la Germania comunicava 550, se diciamo le 2 grandezze comparabili, cioè il credito garantito dallo Stato verso il sistema economico, erano 5,50 e 3,40, siete voi che avete comunicato male
e avete confrontato le pere con le mele, cioè i prestiti erogati in complesso dal sistema su garanzia statale con il deficit fatto dallo Stato. Perché fate così? E per esempio, se adesso ci sono tante risorse ad aprile, no? E quindi si riparte, sarà tutto bellissimo, ma noi parlamentari come dobbiamo lavorare? Questo è un tema che è stato sollevato, penso di poterlo dire, non credo che sia né un segreto né un insulto, in particolare da Giorgia Meloni. Ha detto sì, ma scusate, ma io il decreto di marzo, come faccio a lavorarlo se non so che cosa viene ad aprile? Perché magari io a marzo sento il bisogno di chiedervi delle cose che so che sono essenziali, voi mi dovete votare contro, si crea un'inutile schermaglia parlamentare, noi lavoriamo a fare proposte per le quali non ci sono soldi, perché ci fate girare a vuoto? E questo è un pezzo. Ma l'altro pezzo è, ne avete messi 25, diciamo che ne mettete adesso 30, totale 55, ma dite subito che ne metterete 70. Così gli imprenditori hanno un minimo di conforto nel momento che stanno vivendo, le famiglie anche, e poi dopo con calma si va avanti. Quindi io non capisco perché non farlo, cioè perché comunicare male? Non è che per caso, diciamo così, c'è la paura che se si comunica che si farà un intervento incisivo, come tutti gli altri paesi fanno, poi siamo ancora alla storia che ma se dico che mobilito tanti soldi pubblici poi parte lo spread, siamo ancora lì. Quella storia è morta 10 giorni fa circa, giace, diciamo. Cioè, è esattamente il contrario, è annunciare, diciamo, a €1 alla volta. Rischiamo di spendere in annunci 1.000 miliardi di euro a €1 alla volta, scontentando tutti e non dando di fatto quel minimo di ancora per le aspettative degli imprenditori di cui loro hanno bisogno. Quindi prima c'è un problema di comunicazione, perché comunicate male quello che volete fare. Cioè io gliel'ho anche detto, guardate che per me da vostro oppositore è tanta roba se continuate a comunicare così. Quelli dicono 550, voi dite 25, io da oppositore dico che avete il braccino corto, poi attenzione, non sono stati cattivi leghisti a fare questo, la CNN ha fatto un'infografica di questo tipo, France Press ha fatto un'infografica di quest'altro tipo, poi dopo ne parliamo di quello di cui mi state parlando. Comunicare male. Altro, comunicare male. Ma no, tranquilli, noi non prenderemo degli impegni esorbitanti, però vogliamo utilizzare tutte le risorse. Insomma, c'è questo mito dell'albero degli zecchini d'oro che sta in Europa, dove sarebbe stupido non andare giustamente a cogliere gli zecchini d'oro e questo albero del MES. Bene, benissimo, sono contento, ma chi più di me può essere contento di sapere che in Europa c'è l'albero degli zecchini d'oro? Nessuno. Sono felice, tanto per me quanto per gli imprenditori, per le famiglie, per gli artigiani, per i commercianti, per i professionisti che ci stanno osservando, perché di questi zecchini d'oro, visto che ci sono, qualcosa arriverà a loro. Ma allora, scusate, siamo sempre al punto comunicare, ma allora, scusate, ma perché fare tutto di nascosto? No? Perché fare tutto di nascosto? Perché farsi trovare con le mani non nella marmellata ma nel MES, diciamo, mediaticamente da giornali, riviste o giornali della stampa estera, insomma, che poi, parliamoci chiaro, tutti questi gran segreti, ma siamo a Roma. Voi avete anche i servizi segreti, essendo al governo, quindi sapete sicuramente più cose di me di quante ne sappia io, ma anch'io so qualcosa di voi, di quello che state facendo, di che cosa state negoziando, perché ho tanti amici qui in Europa, quindi tutti questi segreti, perché? Servono a creare un clima di sospetto, o c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non ci volete dire, c'è qualche cosa che non ci potete dire, oppure si arriva al metodo. Il metodo vorrebbe che ci fossero dei passaggi parlamentari, e se questi passaggi parlamentari ci fossero stati, sicuramente noi adesso avremmo un clima più sereno e tutto sarebbe molto più chiaro.
perché il fatto noi non prenderemo mai impegni prendendo soldi in prestito dal MES alle attuali condizioni del MES, un conto è se me lo dici seduti fra amici intorno al tavolo e poi lo dici anche alla stampa, quindi io lo ripeto qui. Ma naturalmente un altro conto è se, come dovrebbe essere, fai un passaggio parlamentare, c'è una risoluzione votata, prendi un impegno formale. Non è, come qualcuno di voi sembra pensare, un impegno di carattere contrattuale tale per cui, non lo so, poi dopo se lui invece entra nel MES ma ha detto in aula che non c'entrava, allora carcere, non lo so, gli facciamo fare la fine di Ravaillac o di Damiens, così vi andate anche a studiare un po' di storia francese che male non fa. Tra l'altro studiando la storia di Ravaillac ho anche vabbè, ma questo ve lo dico un'altra volta. No, non è così. È un gesto politico e la sanzione è politica. Ovviamente ci può essere un problema politico. Magari qualcuno può toglierti la fiducia se tu hai detto che facevi una cosa e poi non la fai. Però comunque è importante che il passaggio parlamentare ci sia, ma anche per chiarire, no? E l'atteggiamento su questo, posso dirlo, mi ha risposto il ministro Gualtieri dicendo beh, ma se si arriverà a concludere un accordo, naturalmente poi faremo il passaggio parlamentare. Cioè per il ministro Gualtieri il Parlamento è una specie di notaio, ma forse anche no, perché un notaio, diciamo, costa, un correttore di bozze fondamentalmente. Un po' come ci hanno detto che dovremmo essere del decreto di marzo, perché noi sul decreto di marzo potremo giusto correggere le bozze, fare emendamenti di drafting, ma emendamenti di ciccia, di sostanza, che vi mettano i soldi in tasca, avete capito che è abbastanza improbabile che se ne possano fare. Per esempio pagare tutti i debiti della PA. Il passaggio parlamentare non è che c'è solo quando tu l'accordo l'hai fatto. Vi ricordo che ai sensi dell'articolo 5 della legge 234 del 2012 il governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta a concludere o a modificare accordi. Quindi devi informare prima e devi avere un atto di indirizzo prima, perché come tu concludi l'accordo, come tu lo modifichi, te lo deve dire il Parlamento, cioè voi, ovviamente esclusi i grillini, che pensano che la democrazia sia diretta e non rappresentativa e che quindi il Parlamento non serve a nulla. Quelli che sono lì, là dietro, e che sanno che il Parlamento serve a qualcosa, ecco, il Parlamento per esempio serve a questo, a dire a chi va in Europa in che modo è opportuno che curi i vostri interessi. Non so se sono stato chiaro. Quindi il problema di metodo rimane, e il problema di metodo è inquietante, e io qui mi sono anche permesso una digressione, perché vedete, visto che qui, diciamo, ce lo possiamo dire, non siamo grillini, abbiamo capito che la retorica della casta è qualcosa che hanno fatto circolare per avvelenare i pozzi della democrazia. A me, per esempio, che sono la persona più tranquilla del mondo e non me la tiro particolarmente, quindi non ho nessuna difficoltà a compilarmi l'autocertificazione e andare in giro con quella, dà molto fastidio, e mi sono permesso di dirlo al Premier, che il suo ministro dell'Interno, il prefetto Lamorgese, non abbia disposto nelle sue circolari quello che invece Borrelli, il capo della protezione civile, ha disposto nelle sue note interpretative, ovvero che il Parlamento, essendo retto dalla propria autodichia, non è retto, non è disciplinato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il che all'atto pratico significa che se io voglio girare per l'Italia posso farlo, e secondo me dovrei farlo, anche per un motivo molto semplice, che è che se sono in uno Stato in cui le libertà costituzionali vengono sospese per DPCM, io forse posso voler sorvegliare non solo dal Parlamento, ma posso andare a vedere
che cosa sta facendo la polizia in giro? Posso magari voler andare in un carcere a vedere che cosa sta succedendo? Cioè, non so se capiamo di che cosa stiamo parlando. Poi naturalmente domani ci sarà il solito grillonzo che dirà no, i grandi Bagnai vuole il privilegio della casta di andarsene in giro quando gli altri stanno chiusi. La verità è che sto sempre qua di fronte a sto computer a spazzarmi emendamenti, tanto da andare in giro non c'è, ma è il punto di principio che ovviamente non funziona. Quindi, problema di comunicazione. Se i soldi ci sono, ditelo subito, ditene tanti, così sedate i moti e guidate le aspettative in modo positivo. Problema di comunicazione numero 2, perché fate le cose di nascosto se sono delle cose assolutamente positive e da cui non c'è nulla di nocivo da aspettarsi? Problema di metodo, bisogna passare dal Parlamento, soprattutto in un periodo in cui ci si prende certe libertà con le libertà garantite dalla Costituzione, soprattutto in quel periodo, e questo io l'ho sempre detto, il Parlamento funziona, aperto, ci si può andare, e poi c'è il problema di merito. Adesso entriamo nel merito, ma un'altra cosa sul metodo. Ovviamente il ministro ha detto, ah sì, naturalmente io sono disposto a continuare a condividere, sono disponibile a condividere il percorso sul MES, ma questo vuol dire che verrà rispondendo alla lettera con la quale l'ho invitato venerdì? Non lo so. Questo non lo ha detto. Poi, quando entri in politica e entri nei dibattiti formali, anche se quella è una sede informale, non è che vai a battibeccare e a chiedere delle cose avendo almeno 2 livelli di persone più importanti di te seduti al tavolo. Ti prendi la non risposta e magari così, diciamo, mentre ti cerchi di vedere il bicchiere mezzo pieno, che in questo caso è mezzo pieno così, lo racconti agli amici e ci dormi sopra se la risposta non ti viene data. La risposta non è stata data e ancora non so se, ora che è assolutamente chiaro per loro ammissione che stanno modificando, tentando di modificare o negoziando delle modifiche del MES, se verranno come da legge 234 a parlarci di quello che vogliono fare in Parlamento. Per ora non se ne parla. E veniamo al merito. Perché il ministro ha inteso spiegarmi che ci si finanzia o con tasse o rivolgendosi ai mercati. A me sembra che ci sia anche un altro modo di finanziarsi, che peraltro sta andando avanti in forma surrettizia, ma sta andando avanti, ed è il finanziamento monetario. Quando la BCE emette moneta e acquista dei titoli di Stato e poi se li tiene, di fatto monetizza il debito, no? Quindi potrebbe tranquillamente fare delle operazioni del genere all'emissione, come si è fatto per tanti anni e come si tornerà certamente a fare, e non ci sarebbe di fatto debito, sarebbe debito monetizzato, debito detenuto dalla BCE. La domanda è, ma perché in questo contesto noi andiamo ad evocare uno strumento che irrita i mercati perché sanno che è stato concepito per paesi che hanno perso l'accesso al mercato? Stiamo perdendo l'accesso al mercato? Io ho fatto questa domanda molto diretta, sapendo che la risposta era ovviamente no, perché stiamo ancora vendendo i nostri titoli. Bene, d'accordo, ma allora c'è qualcosa che continuo a non capire di questa vicenda. La retorica è tutti gli strumenti devono essere utilizzati ma in modo diverso, cioè devo utilizzare il MES senza però le condizionalità. Ho capito? Va bene. Allora abbiamo fatto presente che per esempio l'Olanda si è espressa formalmente sul fatto che le condizionalità le vuole mantenere. Allora qualcuno ha detto facciamo gli Eurobond. Ottimo, sono solo 20 anni che se ne parla. Perché non li si fa? Ma è molto semplice. Perché quando lo Stato italiano emette un titolo, si sa che quel titolo sarà rimborsato a valere sul gettito fiscale dello Stato italiano. Quando l'Europa emette un titolo, col gettito fiscale di chi esattamente viene rimborsato quel titolo?
visto che non esiste una politica fiscale comune e quindi non può esistere una politica di emissione di titoli di debito comune, cioè questi mi parlavano di sogni, di un MES dove l'olandese va d'accordo col cipriota e quindi non gli mette condizioni, di un titolo del debito pubblico emesso da un'entità che non ha una vera caratura e dignità statuale a valere sul gettito fiscale di non si sa chi, e io invece gli stavo facendo notare, guardate che la BCE sta già monetizzando il debito. Quindi, come dire, addirittura qualche commentatore un po' poco a fuoco, ma insomma parla di questi interventi della BCE come di un grande sovranismo monetario europeo. Non è questo il tema. Il tema è che la soluzione in qualsiasi crisi la dà la banca centrale, e di questo abbiamo già parlato. Ma naturalmente il giochino è quello con atteggiamenti un po' da libro cuore. Io sono il perfido Franti che non ama l'Europa e loro invece sono quelli pragmatici, quelli che invece sognano. Cioè siamo ancora al sogno, sono passati 10 anni inutilmente. Siamo ancora al sogno, alla favoletta dell'olandese che va d'accordo con Cipro. L'olandese non è cattivo, l'olandese si fa i fatti suoi. È giusto, facciamolo anche noi. Prendiamo esempio dall'Europa. Quindi, questa storia di senza nessuna condizione, io ho chiesto, ce la votate in aula? Boh, non vengono. Anche questa storia del ci sono i soldi, usiamoli, ma ci sono i soldi. Come già vi ho spiegato, c'è un po' meno di 80 miliardi che fanno da garanzia a dei potenziali prestiti che potrebbero essere erogati collocando dei titoli sul mercato da parte del MES. Quindi vi ricapitolo il giro del soldo. Il MES stampa un'obbligazione, la vende sul mercato, prende i soldi, li presta allo Stato, per esempio all'Italia. Un giro abbastanza complicato perché a sua volta lo Stato può emettere un titolo, glielo compra la BCE e il giro è più corto. Tutto questo tipo di difficoltà tecniche, ma anche altre, ma non voglio entrare in questo perché ho promesso di attenermi alle cose che erano state dette e che si potevano dire, ma c'era una certa inconsapevolezza di alcuni snodi tecnici, non solo in questo campo, anche in altri. Il famoso tesoretto di 400 miliardi, sono 400 miliardi che non ci sono, devono essere raccolti o sui mercati o tramite BCE. Ma allora perché non fare una cosa diversa, quella che ha proposto Claudio Borghi? Si fa un bel programma di 100 opere infrastrutturali europee, questo più per la ricrescita che per l'emergenza, ma insomma immaginiamolo così, lo facciamo votare dal Parlamento europeo, lo si finanzia con dei titoli che la BEI emette e che vengono acquistati dalla BCE. Questo è un finanziamento fondamentalmente monetario dell'investimento condotto in sede europea sotto l'alto patronato e la vigilanza del Parlamento europeo. Questo sarebbe un passo avanti verso una democrazia europea. Se tu fai una cosa così e questa cosa funziona, poi dopo magari in Europa puoi anche convincerli a muoversi verso gli Eurobond, che io personalmente non trovo una buona soluzione. Ma è proprio il discorso politico che qui diciamo, mi affascina, mi lascia anche un po' interdetto per certi versi. Questi continuano a pensare che si possa costruire un progetto politico prendendo a calci nei denti le persone che dovrebbero parteciparvi. Io sono esterrefatto. Altre frattaglie che tiro fuori da questo quaderno. È stato fantastico, no? Perché io, avendo espresso questa cosa, cioè il fatto che de facto la soluzione è già e comunque non può che essere quella di rivolgersi alla banca centrale e che questo sta già succedendo, basta aprire gli occhi per vederlo, sono stato accusato di essere un sognatore anti-euro, cattivo, perfido, ma stavo facendo l'elogio della BCE, cioè io dico, che fatto da me può sembrare paradossale, ma in quella dialettica aveva un senso. E invece l'idea che la crisi rende possibili cose che erano tabù, appunto. E che cosa?
Abbiamo visto che rende possibile alla BCE dire allo spread ci penso io. No, invece secondo loro, che non hanno visto questo, la cosa che prima sembrava un tabù ma che sarà possibile è che gli olandesi non vorranno tenere le condizionalità nel MES. Io gli ho chiesto anche, ma avete delle fonti qualificate? Potete dircelo, diteci, cioè se voi avete un negoziato che è avanti e ci dite Öxtra sta facendo questo discorso per motivi di politica interna, ma tranquilli che si raggiungerà un accordo tale per cui il MES cambia completamente. No, non ce l'hanno detto perché ovviamente non è così. Poi, in tutto questo dibattito, come nota di metodo finale, poi vi lascio perché è tardi, e il bicchiere, che prima era mezzo pieno, adesso è mezzo vuoto, ho fatto caso a due marker interessanti del dibattito. Il primo è la retorica del ci vuole anche la parte fiscale, no? Cioè non puoi solo fare politica monetaria. Allora, intanto la politica monetaria non basta, occorre anche che ci sia un intervento di spesa pubblica, poi ti dicono investimenti, quello che è. Non basta stampare moneta. Vabbè, grazie. Allora, intanto è fantastico perché vi faccio presente che voi siete alfieri di un progetto che attualmente come unica leva di politica economica ha quella monetaria tramite la BCE e anche quella valutaria tramite la BCE, perché l'euro ha un cambio molto ballerino nei riguardi del dollaro e è mosso sostanzialmente dalla BCE, ma non ha una politica fiscale comune. Quando dite di provare a farla, fate un bilancio dello 0, del PIL europeo, quindi insomma, quindi diciamo questa retorica del ci vuole anche il fiscale è secondo me controproducente se chi la usa è un europeista, perché sta appunto all'interno di un progetto, il suo orizzonte a tendere è un progetto politico che questa roba fiscale qui non ce l'ha, non ha un Ministero delle Finanze, non ha qualcuno che decide per esempio quel famoso piano di investimenti europeo di cui vi parlavo. Ma la cosa divertente è che questa cosa del ci vuole anche la parte fiscale viene utilizzata per dire che ti devi indebitare col MES. Cioè viene utilizzata per dire non basta la BCE, ti devi anche indebitare. Ci penserò, se ci pensate un attimo è interessante come torsione del dibattito. Questo fa il paio con quell'altra storia, è uno shock simmetrico, no, è uno shock asimmetrico, cioè la massima libidine degli amici del nord, quelli che, come diceva spiritosamente uno di voi su Twitter, non so se uno di voi, non so se uno che mi segue, ma uno spiritoso, ha detto una cosa del tipo: i tedeschi hanno preso 6 pazienti italiani, adesso gli italiani dovranno prendere 60 pazienti tedeschi. I nostri fratelli tedeschi sono noti per le loro moltiplicazioni o divisioni per 10. La loro massima libidine dei nostri fratelli tedeschi è poter dimostrare che non siamo tutti sulla stessa barca, che lo shock è asimmetrico, cioè che a loro va bene, a noi va male e quindi fondamentalmente sono fatti nostri. La verità è che sia oggi, per via del virus, ma più in generale per via del generale contesto recessivo di cui noi parliamo da 2 anni e ovviamente la stampa specializzata parla adesso, che nel 2009 lo shock era simmetrico, cioè tutti siamo stati colpiti nello stesso modo. Da che cosa? Dal tracollo finanziario americano causato prima dai subprime e poi da Lehman, con tutto quello che ne è succeduto. La verità è che per una serie di motivi, con i quali adesso non vi annoio perché vi ho tenuto veramente tanto, la struttura europea è tale per cui quando arriva una botta
a tutti, a qualcuno fa del bene e a qualcun altro fa del male. Voi sapete già da che parte siamo noi di questo bel gioco, allora il problema è che invece di parlare di simmetria o asimmetria a vanvera, bisognerebbe capire se si vuole parlare di solidarietà. Siccome la risposta è no, allora la conclusione è: ma di che cosa stiamo parlando? Io sinceramente non lo so, il ministro Gualtieri è convinto di saperlo e a me piace ricordarlo così, e non mi resta che sperare che non vi siate annoiati troppo. Buonanotte.